Signori, oggi, mercoledì 24 luglio 16:33, mentre sto registrando questo video, arriva la bomba di calciomercato. Lukaku verrà a prescindere dall'addio di Victor Osimhen. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Waiu! Tasto like e commenti, mi raccomando, tanti commenti e tanti like soprattutto, così il video va in alto e la gente si iscrive al canale. Detto questo, l'Instorm oggi svolgerà le visite mediche con l'Everton. Tutti quelli che mi hanno detto ci sono stronzate Neapolis, hai visto come è andata a finire? L'Instorm l'hai venduto, Ostigard è in direzione Rennes, Gaetano dovrebbe uscire, dovrebbe andare al Cagliari, Ambrosino è andato al Frosinone. Il Napoli sta facendo un po' di cassa per quanto riguarda Gaetano, Ostigard e Lindstorm, quindi il Napoli si mette da parte un bel gruzzoletto per poi andarlo a spendere sul calciomercato. Detto questo ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il gruppo Telegram, anche quello è gratis, non vi preoccupate, potete iscrivervi. Negli ultimi giorni si stanno iscrivendo, scusatemi, tanti ragazzi, questo mi fa piacere. Detto questo, ma veniamo proprio al nocciolo del video, ragazzi. Quest'oggi, come avete visto, non è uscito il video delle 15 perché, ragazzi, ci sono veramente pochissime news e sinceramente è inutile fare un video alle ore 15 dove devo parlare nuovamente di calciomercato, di Lindstorm che sta facendo le visite mediche, Gaetano che sta per andare al Cagliari. Non ha senso, quindi è giusto fare un video alle ore 18 per ricoprire tutto l'arco della giornata e poi questa sera, se ci saranno ulteriori news di calciomercato, uscirà un video sui consigli e aggiornamenti, come è uscito ieri sera che era quasi mezzanotte. Il video che per l'altro è andato anche bene perché abbiamo superato le 1000 visual, grazie veramente tanto, visto l'orario, la fascia oraria che non è quella indicata da YouTube proprio per caricare i video, perché in quella fascia oraria c'è pochissima gente collegata, e invece è andata bene. Comunque, detto questo, parliamo di questa bomba che oggi viene sganciata da Vincenzo Morabito. Questa è l'ipotesi dell'intermediario di calciomercato Vincenzo Morabito. Antonio Conte avrebbe voluto Lukaku già a Castel di Sangro. Sappiamo che è una cosa molto difficile, ragazzi, per parte che il ragazzo penso sia ancora in vacanza. Lukaku non è stato nemmeno convocato per il ritiro con il Chelsea, quindi il giocatore è proprio fuori dai parametri del Chelsea. Il Chelsea nemmeno lo vuole più vedere Lukaku, però il Napoli non riuscirà a prenderlo prima di Castel di Sangro, ma a parte che il ritiro partirà fra pochi giorni. Ma il Napoli non può più aspettare Osimhen. Sappiamo, ne abbiamo parlato ieri di questa cosa, proprio di Victor Osimhen, dell'offerta del Paris Saint-Germain, che non è congrua a quella del Napoli. Addirittura la Rai oggi se ne esce dicendo che il Paris Saint-Germain non ha mai offerto più di 80 milioni per Victor Osimhen, e questo fa riflettere il Napoli su un eventuale futuro di Victor Osimhen lontano dall'Europa. Perché vi dico lontano dall'Europa? Perché il giocatore sembra intenzionato, se non arriva questa offerta del Paris Saint-Germain, ad andare all'Al Ahly in Arabia Saudita, contratto da 50 milioni a stagione. Io però vorrei prendere un attimo le parole di scusatemi, di Mamuka Yugeli, l'agente di Mamardashvili, il portiere della Georgia, che è in trattativa con il Milan. Occhio, perché si potrebbe aprire un clamoroso retroscena, perché Donnarumma dovrebbe andare al City, Magnano dovrebbe andare al Paris Saint-Germain e il Milan dovrebbe prendere Mamardashvili in porta. Cioè, rendiamoci conto che rigirio che c'è, perciò mi sono collegato un attimo a Mamardashvili. Comunque, cosa disse il procuratore di Kvara 3 o 4 mesi fa, che poi uscì la replica di Osimhen su queste parole, su queste dichiarazioni del procuratore di Kvara: tu non mi conosci, non mi puoi giudicare, io amo il calcio, non lo faccio per i soldi. Ma insomma, tutti i torti non ce li ha. Comunque, continua Vincenzo Morabito e dice: il Berga sarà del Napoli, pur non avendo piazzato la sua punta di diamante. E questa è una cosa che è già stata fatta da Antonio Conte. Quando è stata fatta? Quando Conte arrivò all'Inter, se vi ricordate, c'era questo famoso caso Icardi. Lukaku venne preso proprio
quando c'era l'affare Lukaku in corso, ovvero arrivò Lukaku ugualmente, salvo poi che l'Inter riuscì a piazzare, riuscì a vendere Mauro Icardi. Se non sbaglio al Paris Saint-Germain. Dove andò Icardi, ragazzi? Lo sapete che non mi ricordo dove andò Icardi, sinceramente. Si parlava anche di Napoli ai tempi, però il Napoli non affondò mai il colpo per Icardi, molto testa calda Icardi. Quindi il Napoli potrebbe veramente piazzare questo colpo ugualmente. Tanto, ragazzi, è brutto da dire, ma Osimhen in questo momento è un intralcio. È un intralcio proprio per le trattative economiche del Napoli, perché 10 milioni a stagione sono tantissimi. Per questo si parla molto di Arabia Saudita nelle ultime ore, perché proprio la squadra che offre di più a livello economico a Victor è proprio l'Arabia Saudita, 50 milioni a stagione. Come sono fatti 50 milioni? Madonna, cioè, noi comuni mortali che ci alziamo per 1000-1500 euro al mese, questi 50 milioni all'anno, ma quando cazzo li consumi 50 milioni? Quando cazzo consumi? Ma quando consumi 50 milioni? Una cosa allucinante, una cosa allucinante. Quindi ecco, il giocatore è tentato e l'ha fatto sapere anche al Paris Saint-Germain, l'intermediario del giocatore, è a Parigi in questi giorni proprio perché il giocatore vuole andare a giocare a Parigi, vuole rimanere nell'ambito europeo. Però staremo a vedere come si andrà a concludere questa faccenda. Continua e dice: la priorità resta soddisfare le richieste di Antonio Conte, non è da escludere la presenza di entrambi gli attaccanti a Castel di Sangro. E cioè, ragazzi, è clamoroso, è clamoroso veramente. Però io vi ripeto, questi 45 milioni o 35 milioni, perché poi ogni giorno cambiano questi soldi che chiede proprio il Chelsea. Io comunque la proposta gliel'avrei fatta al Paris Saint-Germain, al Chelsea. Mi dai 80 milioni? Io ti do Victor Osimhen, facciamo 80 milioni più il giocatore e andiamo su quelle cifre dei 130 milioni. Ecco, sono tanti soldi per Lukaku, questo lo sappiamo, però è una cosa che vuole fortemente Antonio Conte. E io ho letto addirittura ho letto un bel commento sotto questa notizia dove dice: io mi fido di Conte anche se mette Meret prima punta, a me non mi interessa, basta che ci sia Conte in panchina. È tanta roba, perché noi diamo molta fiducia, scusatemi, fiducia ad Antonio Conte, ma ragazzi, se il Napoli non riesce a mettere fuori questi giocatori che il Napoli ha in panchina, la vedo difficile. Poi se il Napoli riesce veramente a piazzare questo colpo Lukaku a una cifra un pochino inferiore rispetto a quella che chiede il Chelsea, il giocatore si accontenta di 5 milioni a stagione, il Napoli comunque deve fare il rinnovo di contratto a Kvara, che secondo me è la cosa principale, contratto e clausola rescissoria. A quel punto, se il giocatore vuole rimanere a Napoli, rimane a Napoli, il Kvara con la cifra nuova e il nuovo contratto e via discorrendo. Però a questo punto anche Kvara secondo me si farà due domande su questa clausola rescissoria, no? Una clausola rescissoria da 120 milioni a Kvara, addirittura si parlava di 150 milioni, cifre assurde secondo me. E a questo punto ci penserà anche Kvara a dire: voglio, facciamo una cosa, io firmo il contratto, però non mi mettere la clausola rescissoria, perché se arriva una squadra e offre 100 milioni io voglio andare via, prendo e me ne vado. Comunque, questa era la bomba di giornata, ragazzi. Ci sono tante uscite in questo momento, perché si parla pure di Gaetano, ve l'ho detto. Gaetano al Cagliari, si parlava già l'anno scorso di Gaetano a Cagliari, lo volevano, diciamo che lo volevano prendere subito Gaetano, poi il Napoli non ha voluto svalutare il giocatore, visto la stagione che aveva fatto con il Napoli, e quindi il Napoli ha preferito aspettare quest'anno. Ecco, staremo a vedere come andrà a finire la situazione. Però a quel punto io mi faccio una domanda e dico: può essere mai che con i soldi che noi andiamo a prendere ora di Lindstorm, di Gaetano, di Ostigard, che non sono tanti, sono 5-7 milioni, però sono comunque soldi, comunque ti puoi permettere un giocatore, il Napoli, prendendo questi soldi, no, può a questo punto trattenere Osimhen e mettere anche Lukaku
non lo so, cioè sto fantasticando con un 4-4-2, il 4... Non so che modulo si potrebbe usare, con i due attaccanti, con Kvara dietro la punta. 3-4-2-1 ci potrebbe stare. 3-4-1-2, quando c'era... oddio, c'è da valutarla questa cosa, c'è da valutarla. Lukaku, scusatemi, Osimhen andrà via. La sensazione è che quella che Victor andrà via quasi sicuramente da Napoli. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Scusatemi per il video un pochino lungo. Detto questo, tasto like e commento, in descrizione il gruppo Telegram. Sapete già. Detto questo, ciao a you. Ah, oh, una cosa importante. Secondo voi la coppia Lukaku-Osimhen potrebbe arrivare a 45 gol? Una cosa così, una mia idea.